Ho sentito Pino Daniele attraverso i giovani e lo spirito napoletano. Non mi intendo molto di canzone, però sentendo cantare i giovani e cantare i napoletani sulle note di Pino Daniele, penso che sia un'espressione di arte che nasce dal cuore della città, e questo è molto importante. Noi qui con la collaborazione del direttore Liberato abbiamo preso molte iniziative sulla musica, perché riteniamo che meno pistola e più musica possa servire anche a cambiare un pochino le persone, e quindi ci teniamo che la musica proprio faccia risuonare, ecco, questo carcere, come il colore, perché anche questa è un'altra cosa bella, il carcere è colorato, non c'è più grigio. Quindi note musicali e colore. Devo ringraziare Fabrizio Valletti e la sua organizzazione per questa occasione, per questa opportunità che ci viene offerta, che si inserisce un po' in un discorso generale che stiamo portando avanti da tempo ormai in questo istituto. C'è una crescita di opportunità culturali, di avvicinamento alle forme dell'arte, della musica, del teatro, della lettura, della letteratura, perché riteniamo che in questo modo possiamo provare a suscitare il gusto per il bello, per le cose importanti della vita, e quindi cerchiamo anche in questo modo di dare un messaggio di recupero alle persone che ci vengono affidate. Ok, si può cominciare. Allora, benvenuto triste, un po' di musica soprattutto tenuto, ma sento che a Napoli i Pino Daniele presenteranno, ha voluto ricordare. Aiuto di nessuno, imparando a dire no.